Bella raga, ciao a tutti dal commentone veneziano. Allora, fio i video, questo per spiegare alcune cose e per arrivare, cioè, come si dice, per toccare i punti che ho già toccato mille volte. Mi sono un po' rotto le balle, ma devo farlo, cioè, perché veramente deve passare il cume pensiero. Intanto, fio, come potete vedere, basta, ho ricevuto tanti commenti proprio per capire Twitch e non Twitch, le live saranno solo su YouTube quando potrò farle, perché ancora ho problemi, ragazzi, io da 2 giorni che arrivo a casa dal lavoro, la cosa che faccio è sistemare sto cazzo di XSplit. E ho parlato anche sul forum in inglese con quelli di XSplit e mi stanno cercando di trovare la soluzione. Quindi, fioi, sto lavorando il più possibile per sistemare il tutto. E a me dispiace se qualcuno si arrabbia perché ho provato a fare su Twitch quando in realtà io era l'unico modo per cercare di creare un diversivo, quindi l'ho fatto solo per cercare di rendere le cose un po' decenti e fare qualcosa, fare un live, ecco. Quindi ehm, è chiaro che anche io preferisco stare su YouTube perché è più comodo, più veloce, più facile, tutto qua. E quindi adesso non ci saranno live finché non ci sarà la possibilità di sistemare il tutto, quindi giovedì chiaramente la live di domani al 99,9% non ci sarà perché mi sembra impossibile sistemare tutto entro domani. Io filo prodotto tutto, ho disinstallato il programma, l'installato, l'ho messo sul portatile, anche là sul portatile non va, ho messo la versione vecchia, ho provato tutte le possibilità, niente da fare, ho provato con altri programmi, nulla. Da YouTube non vuole andare sto filo della mignotta, cioè io non so cosa dire, cioè purtroppo questo è il problema, Action non va, OBS non va, io non so più cosa fare, cioè mi sono rotto le palle perché è inaccettabile, che poi avevo preso anche la versione avevo speso 8 euro per poter fare live anche sulla PlayStation e niente, lo stronzo non deve andare, cioè proprio sono incazzato nero sinceramente, vabbè. Poi il problema, microfoni, voce, ventilatori. Poi io purtroppo in camera mia ho caldo, se devo usare il ventilatore a me dispiace perché dà fastidio, si sente di merda, però non ce la faccio, cioè, o non registro, e allora, però dopo se non registro magari giustamente vi gira le balle perché volete vedere l'episodio, allora se no dovete accettare il fatto che purtroppo ogni tanto si può sentire male e sul fatto della voce bassa, per esempio adesso parlo più forte perché? Perché sono le 19:13, ma se registro a mezzanotte come registro tutti i video, io non posso urlare troppo. Quando mi sentivate straurlare nel 2013 così, perché ancora col lavoro potevo gestirmi meglio, a livello lavorativo ero ancora diciamo un po' così e quindi avevo più tempo, non lavoravo tutti i mesi e quindi come si dice potevo registrare anche la mattina, ma adesso è impossibile. Cioè, quindi purtroppo ogni tanto devo parlare piano, però fortunatamente non ho la voce bassa, quindi io li risento i video e mi si sente tranquillamente. A me dispiace per chi magari vuole una qualità eccellente, sia nella mia guida o nell'audio, nell'editing e tutto, però purtroppo col tempo che ho io penso di fare anche troppo, nel senso, cioè, la mia professione non è lo YouTubers, questo dovete capirlo, Fio, cioè io sono qua per divertirmi e condividere qualcosa con altre persone, punto. Cioè, il resto a me non interessa. Quindi giustamente chi vuole un canale super pro, super tutto, cioè, a me dispiace, cioè, non riesco a fare tutto perfettamente. Cioè, e quindi anche, anche lo stesso tempo di giocare, cioè, se io non gioco tanto, è chiaro che sono meno abile di altri, però il canale si incentra proprio su questo, cioè sull'essere il comandante, cioè cercare di rendere reali anche le situazioni più, come io definisco comendiane, cioè cerco di fare una stagione reale con le statistiche e tutto quanto, però ci deve essere il pizzico del come, cioè la pazzia che rende il video in, come si dice, c'è quella suspense, ecco, perché se faccio tutte le gare, primo, ma è un errore, non tocco nessuno, non distruggo nessuno, perché visto che queste cose capitano spesso con i giochi di guida, per me è una noia, cioè io la vedo così, fioi. Ecco, tutto qua, ecco, mi spiace, quindi le live saranno sospese a tempo indeterminato, proprio è una sfiga clamorosa, però io ogni giorno, la mia promessa è quella che ogni giorno io farò di tutto per sistemare la situazione, cioè io appena un po' di tempo libero vado sul computer e provo. Infatti tante volte magari ci potrei essere sul canale tipo live prova così perché voglio ritornare sul tubo a registrare, cioè non capisco sto problema, veramente è una roba, sono i misteri dell'informatica. Comunque ragazzi vi ringrazio tutti per il supporto come sempre, anche le critiche vanno bene ma costruttive cioè, e io comunque spiego sempre tutto, quindi se c'è un problema, cioè se non potete non sapere il perché, ricordo sempre la pagina, il profilo Instagram come underscore veneziano per seguirmi anche insomma, nella vita reale, anche questa è vita reale e niente, un po' più avanti prenderò sicuro la GoPro e vediamo di dare al canale quel tocco finale comediano per renderlo ancora più bello, ecco, anche se ne sarebbero cose da migliorare, ma purtroppo
il tempo è quello che è, ragazzi. Vabbè. Ho cancellato gli altri video di Twitch perché non avevano senso, era solo zavorra per il canale che... Dai, insomma, cagate. Quindi ecco, adesso se torniamo a fare live sarà solo su YouTube, raga. In caso, se voglio fare un video su Twitch, sarà su Twitch, quindi un'altra cosa, ma non posso fare la carriera del PS su Twitch, non ha proprio senso, Fiori. Non ha senso. Va buon, raga, Fiori, un saluto dal comandante veneziano, grazie a tutti, belli e brutti, chi mi segue, chi invece ogni tanto mi critica per, per i miei vaneggi, e niente, un saluto dal comandante veneziano. Ciao belli!